Bella a tutti ragazzi, ben arrivati in un nuovo video del calciomercato Batman, napoletano. Scusate per la voce. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a parlare di calciomercato. Allora, abbiamo diverse notizie, soprattutto sulla Lazio, che è la squadra che in questo calciomercato in Italia è la più attiva. È una tra le squadre più attive, se non la più attiva, anche del calciomercato in generale, di questo calciomercato in generale. Vabbè, partiamo subito dalla Lazio, visto che l'abbiamo nominata. Allora, Isaksen può andare via, ma i dirigenti della Lazio dicono che può andare via solo al raggiungimento di un'offerta adeguata, al raggiungimento di un'offerta giusta per almeno di più 10 milioni in più della valutazione del giocatore, che è intorno ai 25-30 milioni di euro, la valutazione che fa la Lazio per i Saxon. Poi abbiamo altre due notizie di mercato riguardanti la Lazio, che è quella di Guendouzi e quella là di Nuno Tavares, si chiama, quindi vabbè, terzino della Lazio. Partiamo subito dal terzino della Lazio, poi l'attaccante, centrocampista, sì, centrocampista della Lazio, poi ne parliamo. Allora, Nuno te Tavares, poi chiedetemi qui sotto nei commenti se ho sbagliato la pronuncia, è molto vicino ad andare in un club spagnolo. Non vi posso dire il nome, magari nei prossimi episodi di mercato ve lo dirò. E molto vicino ad andare a una squadra spagnola. E ovviamente vi porterò aggiornamenti in merito per farvi capire un po' di cifre e tutto. Magari portarvi più aggiornamenti sulle cifre perché vi do una, tra virgolette, sempre un'esclusiva riguardante le cifre che potrebbe mandarlo, cioè potrebbe andarsene a non più di 25 milioni di euro. La Lazio chiede minimo 25 milioni di euro. Arrivare già, se arriva un'offerta già da 30-35 milioni di euro, la Lazio può fare un pensierino magari a cederlo, però ovviamente bisogna vedere anche le squadre arabe che cosa fanno, perché ricordiamo che c'è anche la Litiad su di lui. Poi come ultima notizia sulla Lazio abbiamo un'ufficialità, perché la Lazio ha appena ceduto un giocatore ufficiale, here we go, Matteo Guendouzi, to Fenerbahce, here we go. Va al Fenerbahce per 29 milioni di euro, si dovrebbe riunire alla Lazio, cioè no scusate, si dovrebbe unire al Fenerbahce tra oggi e domani, e fare già le visite mediche. Diciamo che dovrebbe riunirsi anche per venerdì sera potrebbe pure riunirsi, cioè a unirsi al Fenerbahce e fare tutte le visite mediche. Poi Balotelli è il nuovo giocatore della Litiad, ce lo dice anche Gianluca Di Marzio ieri sera. Sta per firmare un contratto di 2 anni e mezzo circa con la Litiad. Poi vi dirò anche in seguito con altri episodi di calciomercato le cifre. Poi abbiamo una notizia sul Besiktas, squadra turca, perché il Besiktas sta sondando il giocatore dell'Inter, Luis Enrique, che non è l'allenatore, il terzino dell'Inter, giusto per ricordarlo, e potrebbe appunto andare al Besiktas, però ripeto, non è un'ufficialità, non è niente
è un sondaggio che sta facendo in questo momento il Besiktas. Poi nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti. Come ultima notizia di questo episodio di calciomercato è su Sensi e la Juventus. La Juventus avanza sul giocatore del Bournemouth, squadra inglese, che è proprietaria del cartellino di Marco Sensi, difensore centrale che in questo momento alla Juve serve, e sta avanzando in questo momento la Juventus e sta avendo più contatti rispetto alle altre squadre. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!